L'amministrazione comunale di Realmonte, presieduta dal sindaco Sabrina Lattuca, nelle more della definizione dello statuto della Fondazione Scala dei Turchi, istituita con legge regionale numero 3 del 31 gennaio scorso, ha attivato a seguito di manifestazione di interesse pubblica una task force nell'ambito del progetto Mai Scala dei Turchi, composta da associazioni, privati e cittadini, in virtù della delibera di giunta comunale che ha istituito l'ufficio Scala dei Turchi. Il gruppo opererà sino al 31 ottobre 2024 senza nessuna proroga, su base volontaria e senza scopo di lucro, con l'obiettivo di contribuire alla tutela del sito Scala dei Turchi. Ascoltiamo in proposito il sindaco Sabrina Lattuca. Finalmente ad agosto di quest'anno abbiamo riaperto la Scala dei Turchi. Tutto ciò si inserisce in un'azione concreta e reale di questa amministrazione che rappresento, che seppur in modo contingentato ha riaperto la Scala dei Turchi. Certo, la riapertura si inserisce in un progetto che si chiama Mai Scala dei Turchi, è un progetto sperimentale slot, temporaneo, transitorio, perché porterà ad una gestione fatta dalla Fondazione Scala dei Turchi di sistema. Quindi l'obiettivo del Mai Scala dei Turchi qual è? È quello di rieducare la gente al rispetto dei siti, di una meraviglia naturale come una falesia viva di Marna Bianca, che è la Scala dei Turchi, candidata a diventare bene UNESCO, e Geosito, uno dei due in Italia, 100 in tutto il mondo, insignito recentemente. Io da primo cittadino sono molto soddisfatta, perché questo progetto sta andando bene. Certo, ci sono le eccezioni, l'eccezione si è verificata qualche giorno fa, allorquando alcuni soggetti incivili hanno violato cartelli e sbarramento e hanno fatto ingresso, e io quindi ho fatto un appello, mi appello alla società civile, a quanti invece hanno rispettato il pass, hanno rispettato le regole e hanno aiutato l'amministrazione a risollevare la Scala dei Turchi. Dopo anni e anni di chiusura e di interdizioni. È chiaro, il camminamento è in un'area fruibile, lontana dal pericolo, giusta delibera di giunta comunale che ha tutti i pareri di legge, quindi attraverso la legalità si vuole rispettare la meravigliosa falesia viva, la Scala dei Turchi. È chiaro che però il lavoro deve essere di squadra, perché questo sindaco, la sottoscritta, non vuole militarizzare la Scala dei Turchi, la vuole rendere sempre più bella, e per questo chiede la squadra di società civile, e per questo abbiamo stipulato i protocolli d'intesa con molte associazioni, privati e cittadini, con lo scopo unico di fare crescere anche un indotto economico di un territorio, di Realmonte, la città della Scala dei Turchi, attraverso la bellezza e soprattutto attraverso la legalità. Progetto efficace, che è andato benissimo, Mai Scala dei Turchi, che però ha registrato da qualche giorno un'invasione data da qualche incivile che si ostina a non rispettare le regole. Ora io mi appello invece ai soggetti, ai cittadini onesti, che ce ne sono tanti e io li ringrazio, che hanno pagato un pass, che hanno seguito le indicazioni e hanno rispettato le regole. Io chiedo e faccio appello a questi cittadini affinché, in squadra con il comune di Realmonte, città della Scala dei Turchi, vada sempre più verso la strada della bellezza, della virtù e della legalità. Ovviamente questo è un progetto transitorio, sperimentale, composto da Ufficio Scala dei Turchi, da soggetti di servizio civico, di servizio civile, dalla protezione civile comunale, da tante associazioni che hanno aderito, privati cittadini e persone, che ci credono nella bellezza e che credono nella legalità e soprattutto credono nella Scala dei Turchi come volano di crescita di un'intera regione, anzi mi permetto di dire dell'Italia intera. E sono 14 le associazioni che contribuiranno alla tutela del sito nell'ambito del progetto del comune di Realmonte Mai Scala dei Turchi, stipulato un protocollo d'intesa.
Lo scorso 25 luglio il comune di Realmonte ha pubblicato nell'albo pretorio un avviso di manifestazione di interesse diretto alle associazioni intenzionate a collaborare con l'ufficio comunale Scala dei Turchi per la corretta fruizione della Scala dei Turchi. Ebbene, nell'ambito del progetto di tutela Mai Scala dei Turchi, ovvero la mia Scala dei Turchi, hanno presentato istanza di partecipazione 14 associazioni, tra cui il FAI, Fondo Ambiente Italiano, e Mare Amico, che da tempo si battono per la difesa e la valorizzazione del monumento naturalistico patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il comune di Realmonte, che ha lanciato il progetto, ha dunque stipulato con le 14 associazioni un protocollo d'intesa non oneroso per supportare e promuovere i programmi del progetto Mai Scala dei Turchi, che prevede le visite fino ad un massimo di 20 persone per ogni turno di mezz'ora, solo nelle zone consentite, tramite un pass personale, prenotabile inizialmente solo attraverso l'iscrizione online. Il pass costa 5 euro a persona, che servono solo per garantire al visitatore la dovuta copertura assicurativa. Sono esenti dal pagamento del canone i residenti, i bambini sotto i 12 anni, le scuole, le università e tutti coloro che si occupano di attività scientifica. Claudio Lombardo, patron di Mare Amico, commenta: questo accordo rappresenta il riconoscimento di un'attività decennale di tutela della Scala dei Turchi. Giova ricordare che grazie a Mare Amico oggi la marna non è più utilizzata per spalmarsela sul corpo come un presunto prodotto di bellezza, non è più incisa e vandalizzata, non sono più piantati ombrelloni, ma d'ora in poi sarà invece vigilata, fruita e rispettata con visite assolutamente contingentate.